abbiamo fatto oggi la presentazione, per noi Movimento 5 Stelle, che siamo molto attenti all'ambiente, alla fauna, diciamo, all'ecosistema eccetera, per noi questo disegno di legge 1552 che adesso andrà in discussione alla Camera è assolutamente improponibile, non risolve nulla, come avevamo potuto sentire anche in conferenza oggi, dei problemi che ci sono. Io credo che addirittura li aggravi sotto alcuni parametri, perché consente in qualche modo di ampliare la sfera di caccia. Riguarda ovviamente i demani, il demanio, in particolare anche il nostro demanio regionale, che è importante. Io credo che al di là della risposta nazionale che spetta al Parlamento e che poi vedremo in qualche modo come proseguirà, abbiamo il dovere anche come Regione Veneto di dare una risposta nostra. Sappiamo che abbiamo questi problemi, ce li hanno segnalati per lupi, cinghiali e anche in altri settori. Io credo che la soluzione migliore, come abbiamo fatto da inizio di questa legislatura, sia quella di ascoltare, come ci ha suggerito anche la dottoressa Peresin, gli addetti ai lavori, gli allevatori, quello che hanno provato già, per darci dei suggerimenti in commissione o in consiglio riunito, per trovare assieme anche alle competenze tecniche la miglior soluzione politica che possa mettere in qualche modo al riparo ovviamente chi si occupa, gli allevatori e altre situazioni, gli agriturismi eccetera, da queste situazioni, trovare una soluzione che sia affidabile, ovviamente, che non implichi il fatto che poi ogni 2 minuti dobbiamo star qui o si creano speculazioni che non hanno senso per la nostra regione. Io credo che proporremo come movimento questo, credo che sia utile conoscere, capire, per capire poi e vedere quali rimedi ci sono a disposizione. La risposta che si può dare dal punto di vista della gestione di specie selvatiche è innanzitutto di mettere in atto quelle che sono le conoscenze biologiche per raggiungere degli obiettivi che noi dobbiamo avere tutti assieme come società, e cioè quella di riuscire in ogni caso per alcune specie che effettivamente hanno dei grossi impatti, noi dobbiamo ridurre questi impatti, fare in modo che questi non si tramutino in conflitti sociali. Per farlo dobbiamo lavorare sulla loro biologia e quindi sapere dove andare a toccare quei tasti per, ripeto, effettivamente andare a controllare alcune popolazioni di specie selvatiche. I pastori sono la componente sociale che per primo porta sulle spalle, per esempio, la presenza del lupo. E quindi noi dobbiamo assolutamente tutelare i pastori e aiutarli a difendersi. Nella nostra regione, ma anche nelle regioni limitrofe, il lupo è sparito negli ultimi 2 secoli, quindi i pastori devono ricominciare a difendersi da questa specie. Noi in questo momento storico abbiamo le conoscenze, perché i pastori invece del centro Italia, che non hanno mai smesso di convivere con il lupo, ma non solo, hanno raffinato queste conoscenze che si traducono fondamentalmente nel cane da guardiania e nel caso per esempio dei pastori piemontesi che hanno dovuto difendersi dalla presenza del cinghiale, questi hanno forgiato l'uso dei recinti elettrici. Cani da guardiania e recinti elettrici sono degli strumenti e quindi il loro uso, la loro efficacia e la loro efficienza dipende da chi li sa usare. Ma noi siamo una specie che impara fino a quando decide di non vivere più e quindi gli stessi pastori dovranno insegnare ai nostri pastori ad usare questi che, ripeto, però sono strumenti. Quindi non basta mettere un cane dentro un gregge, non basta usare un recinto elettrico, come dire, installarlo, bisogna saperli far funzionare.